Pistole e fucili modificati Kalashnikov in casa. A Mira, nel veneziano, sequestrato un arsenale. In manette un imprenditore. Nel veneziano un intero arsenale è stato sequestrato dalla polizia ad un imprenditore di Mira. La cronaca con Davide Calimani. 23 pistole, alcune delle quali clandestine, altre con matricola a brasa, 2 fucili a canne mozze, addirittura un fucile da guerra AK-47, poi alcune balestre, numerosi coltelli e decine di munizioni. Insomma, un vero e proprio arsenale. Lo ha sequestrato la polizia di Venezia in una casa di Mira. A custodire il tutto Massimo Rossi, imprenditore 52enne veneziano incensurato. Una volta che ci siamo accertati della presenza del soggetto e della possibilità di operare in completa autotutela sia nostra che del perquisito, abbiamo effettuato un'attività congiuntamente alla squadra mobile, agli artificieri e alle unità cinofile. Squadra mobile lagunare e commissariato San Marco, che hanno sviluppato le indagini, stanno ora cercando di scoprire l'origine dell'arsenale e se alcune delle armi abbiano mai sparato. Non è escluso infatti che almeno una parte di esse possa essere stata utilizzata per rapine o peggio per alcuni omicidi. Sarà la polizia scientifica a fare chiarezza dopo aver esaminato tutti gli oggetti rinvenuti. L'imprenditore è ora in carcere a Venezia per detenzione di armi da guerra a disposizione del pubblico ministero.